persona su due sopra i 30 anni è affetto dalla parodontite. Ma di cosa stiamo parlando? Sono la dottoressa Martina Fraccaro, odontoiatra presso lo Studio De Faveri. La parodontite, detta in passato piorrea, è una patologia infiammatoria cronica che, colpendo i tessuti di supporto del dente, provoca nel tempo la perdita di sostegno dei denti, i quali possono iniziare a muoversi e infine a cadere. Ma come possiamo accorgerci di essere affetti da una patologia così frequente? Sanguinamento e gonfiore gengivale, alitosi, sensibilità al freddo, abbassamento del margine gengivale e mobilità dentale sono dei segnali d'allarme che possono indicarci la presenza della patologia. Una visita accurata del cavo orale, unitamente alla compilazione di una cartella parodontale e ad un esame radiografico approfondito, ci permettono di effettuare una diagnosi corretta per creare un piano di trattamento personalizzato che possa bloccare la progressione di questa patologia e riportare in salute la tua bocca. Nel nostro studio abbiamo a disposizione dei protocolli di trattamento non chirurgico parodontale di tipo microinvasivo che permettono di riportare in salute le tue gengive, evitando nella maggior parte dei casi il trattamento chirurgico. Inoltre abbiamo a disposizione la tecnologia Airflow, un sistema innovativo di decontaminazione dentale che tramite un getto di acqua, aria e polvere di eritritolo, un particolare zucchero non cariogeno, permette la rimozione della placca in maniera profonda ed indolore per il paziente. Il nostro obiettivo è quello di fermare la progressione della parodontite, andare a rigenerare i tessuti molli per permettere poi al paziente di preservare al meglio e il più a lungo possibile i propri denti naturali. Vieni a trovarci in studio per una visita approfondita. Ti aiuteremo a riportare in salute la tua bocca.